Occorre senz'altro seguire l'esempio di molti enti locali che hanno creato un rapporto tra pubblico e privato. Questo significa seguire l'esempio del comune di Golfo Aranci, gemellato col comune di Drobak, e non solo. Un intervento realizzato in collaborazione con la GEASAR, che gestisce l'aeroporto di Olbia, che ha creato un nuovo vettore, una nuova destinazione Olbia-Oslo. Nella splendida cornice del golfo omonimo e di Capo Figari, il comune di Golfo Aranci continua a sviluppare il suo profilo turistico oltreconfine. Presso la sede del municipio si svolge oggi la cerimonia ufficiale che sancisce il gemellaggio fra il comune di Golfo Aranci e quello di Drobak in Norvegia. Precisamente il comune interessato è quello di Frogn, al quale Drobak è stato annesso. L'intero Consiglio Comunale di Golfo Aranci, con il sindaco Giuseppe Fasolino, accolgono il sindaco di Drobak, l'ambasciatore ed il console della Norvegia. Nel momento attuale, data la crisi e il patto di stabilità che subiscono gli enti locali, bisogna che un sindaco diventi imprenditore del suo comune e faccia nascere dei progetti che possano stimolare localmente l'economia. Beh, ha centrato in pieno l'obiettivo e anche il problema. Noi dobbiamo cercare di essere degli attori protagonisti del nostro territorio, non possiamo fermarci al solito tipo di amministrare. Questo tipo di eventi, questo tipo di promozioni sono fondamentali per far conoscere il territorio fuori dall'Italia. In un periodo di crisi come quella che stiamo vivendo, i mercati migliori sono quelli del nord Europa. Noi stiamo cercando di entrare all'interno di questi mercati promuovendo al meglio quello che sono le bellezze di Golfo Aranci, quella che è la nostra cultura, che è tanto, e abbiamo capito già quest'inverno andando lì, che è anche apprezzata, e quindi dobbiamo cercare di imboccarci le maniche, non piangerci addosso, raccogliere le nostre forze e cercare di promuovere al meglio il nostro territorio. Che progetti di comunicazione sono stati fatti per la Norvegia? Per la Norvegia oggi sigleremo appunto l'accordo e abbiamo già previsto con il sindaco di Drobak una promozione turistica in Norvegia. Loro ci daranno una mano in questo, una pubblicità di Golfo Aranci e delle promozioni turistiche che noi potremo fare per i norvegesi con l'aiuto loro. Quindi una pubblicità che verrà pubblicata ogni anno, e in più un educational per settembre con una serie di giornalisti e tour operator norvegesi che verranno qui a Golfo Aranci, invitati dall'amministrazione, per raccontare che cos'è Golfo Aranci, cosa può offrire, e tutti quelli che arriveranno a Golfo Aranci dalla Norvegia e soprattutto da Drobak avranno dei prezzi particolari. A Drobak risiede storicamente Babbo Natale con la sua casetta ed un vero e proprio ufficio postale dove i bimbi inviano le loro richieste. Anche a Golfo Aranci verrà realizzata una succursale delle poste dove le letterine verranno siglate con l'annullo postale autentico. Cosa ne pensa la popolazione del territorio di Drobak di questo gemellaggio? I can say that è stata una decisione presa all'unanimità da tutti i cittadini di Drobak, quindi sono molto entusiasti di questo, e tutti sono entusiasti di poter visitare Golfo Aranci. È stato molto importante avere un collegamento diretto tramite l'aeroporto di Olbia tra la città di Golfo Aranci e quella di Drobak, altrimenti non si poteva realizzare un gemellaggio di tale tenore. È molto importante avere un collegamento diretto, perché quando le persone devono cambiare volo sono disincentivate, quindi io credo che un volo diretto sia la chiave del successo.
a direct flight that is maybe the key. Signor Console, qual è l'opinione in generale del popolo norvegese sulla Sardegna? Splendido, primo perché tanti anni fa furono loro i primi, un operatore turistico norvegese che disse che la Sardegna erano le Seychelles del Mediterraneo, poi l'hanno copiata questa espressione e si usa ancora. Però il fatto, ricordiamoci che la Sardegna è come la Norvegia, pochissimi abitanti in un grande spazio. E quindi questo grande affetto, simpatia, voglia di unirsi, anche i colori, i norvegesi non sono tutti biondi per forza come sono gli scandinavi, quindi sono similarissimi a noi, vengono da tanto tempo qui in Sardegna in maniera molto soft, ecco, non sono molto chiassosi come altre realtà e stanno apprezzandola piano piano sempre di più anche grazie a queste iniziative. Soprattutto in un periodo come questo, nel quale in Sardegna c'è un po' di confusione nella continuità territoriale, vettori, destinazioni e quant'altro, l'aeroporto di Olbia con Geasar, che ha creduto anche in questo progetto dei due comuni, ha sviluppato nuove destinazioni di volo. Sì, questo progetto si inquadra nella necessità da parte dell'aeroporto di Olbia di interagire con la comunità e con il territorio per poter cercare nuovi flussi. Noi pensiamo di trovare questi flussi nel nord Europa, perché è il mercato che più cerca le caratteristiche che invece noi abbiamo, quindi buone temperature durante il periodo di spalla, possibilità anche, perché no, di svernare durante l'inverno. Sono comunità che cercano il tepore, che cercano il sole, cercano anche, diciamo così, anche il calore umano che la nostra comunità può esprimere. Ecco perché ci siamo rivolti al comune di Golfaranci, è stata un'idea congiunta questa, che abbiamo agevolato anche con una trasferta che abbiamo fatto con il vettore Meridiana su Oslo e su Drobak. Drobak è la piccola cittadina che oggi fa il gemellaggio con Golfaranci e vedo che c'è molta intesa, quindi io spero che sia un progetto che porterà buoni frutti. La Costa Smeralda ha ancora il suo appeal nel periodo in cui sta festeggiando, nell'anno in cui sta festeggiando i suoi 50 anni? Io credo che la Costa Smeralda ha un appeal di fondo che non perderà mai. Possono esserci periodi meno luminosi, alternati a periodi più luminosi, però la Costa Smeralda ha un suo appeal, ha una sua eleganza, ha un suo richiamo che non perderà mai. La giornata ci ha regalato anche una sorpresa. Una coppia norvegese, ospiti compresi, ha celebrato a Golfaranci il proprio matrimonio. Come scenario non una chiesa, ma il blu cobalto del Golfo. Ed eccola la porta della Costa Smeralda. Andiamo a vedere cosa c'è all'aeroporto di Olbia. È importante per un aeroporto implementare costantemente le direttrici di volo, ma è anche importante, come abbiamo visto, effettuare costantemente programmazioni per valorizzare l'offerta del territorio. Da più di 30 anni la Geasar opera seguendo i principi fondamentali della sua mission per pianificare lo sviluppo dell'aeroporto di Olbia, incrementando anno dopo anno le destinazioni di volo per promuovere la destagionalizzazione e lo sviluppo turistico. Questo significa promuovere lo sviluppo sociale ed economico dell'intera Sardegna. Oltre la Costa Smeralda c'è anche la Gallura. La Gallura è molto importante,
È importante la Costa Smeralda, ma anche il territorio attorno alla Costa Smeralda è molto importante, è un po' il nostro mercato, anzi è la zona nella quale noi vorremmo far soggiornare e venire flussi da tutta Europa. Tant'è che stiamo mettendo in piedi un progetto, Gallura Coast to Coast and Inland, coinvolgendo una serie di operatori, di consorzi della Gallura. È un progetto che porterà sicuramente molti benefici dal punto di vista turistico e riscuote molto interesse, molto appeal nei confronti degli operatori. Abbiamo creato un progetto di fidelizzazione del passeggero con una card che dà la possibilità di avere dei privilegi particolari sia a aziende sia a persone che vogliono il massimo della qualità, sia a persone che frequentano la nostra isola, il nostro aeroporto, quindi solo stagionalmente, e anche ai cittadini di Olbia, del territorio, di Golfo Aranci, ovunque, per poter utilizzare l'aeroporto anche non solo come riferimento per i propri viaggi, ma anche come riferimento, che so, per i propri acquisti, per passare il tempo, per studiare. Sapete che abbiamo l'università, abbiamo la Confindustria, insomma ci sono tante cose che qualsiasi utente può utilizzare dell'aeroporto. Ricordo ciaosardinia.com, il portale turistico dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, dedicato all'offerta turistica della Sardegna, e carasardegna.com per acquistare online i prodotti tipici. Quello che è importante rilevare in questa puntata di In Progress è la progettazione, la programmazione, ma anche la creatività e la disponibilità al dialogo di tutti gli interlocutori. Spero che questo sia d'esempio ad altri enti locali per creare quel famoso rapporto vincente che è pubblico-privato.